Amici appassionati di futsal, buonasera, ben ritrovati dal Pala Lavinium di Pomezia. Il saluto vi arriva da Mattia Esposito. Vi stiamo per raccontare la sfida valida per la sesta giornata del campionato della Serie A di futsal quinto qui al Pala Lavinium. In questo derby si sfidano Fortitudo Pomezia e Roma, una partita importante per entrambe le squadre, con Tiaghigno che però sbaglia l'imbucata in banda per Matilara. Fortino si coordina subito ad aprire il suo mancino Rodolfo Fortino, gran parata di Gattarelli. Matteus in buca dentro per Raubo, minuti per Raubo con la fascia da capitano addosso. Le Roma che rimane in zona d'attacco con questa battuta di Lucio Avellino. Il movimento di Fortino, la suolata per Lucio Avellino che calcia ancora in due tempi. Bravo Gattarelli, molto attento in questo avvio di gara. Prova a sfidare tunnel su Biscossi, mette il pallone sul secondo palo e Sarmiento riesce in qualche modo ad arrivarci, ma rimane lì a dare pressione nella metà campo difensiva della Roma alla Fortitudo. Michelangelo calcia ancora una volta Sarmiento, molto attento. Isgro, scambio corto con Cutruppi. Fortino da un po' di aria, la manovra della Roma, gran palla di Isgro questa per il taglio di Cutruppi, che è arrivato in corsa e non è riuscito ad impattare il pallone col mancino. Tiaghigno porta il pallone, trova una buona traccia centrale per Dudu, che di prima apre per Matteus. Si apre anche un po' di campo per la Fortitudo, calcia forte Matteus, rimessa laterale praticamente da un metro più dietro per la Fortitudo. Bueno, controllo e sinistro! Golasso di Lorenzo Bueno, si sblocca il derby con una perla. 8 minuti 15 secondi, madre mia, Lorenzo Bueno 1-0. Intanto corner in arrivo per la Fortitudo con il pallone dentro per Raubo, che si coordina e colpisce il palo. Era rimasto immobile Sarmiento. Con i tempi giusti Sarmiento al limite della sua area di rigore riesce a far ripartire anche Rodolfo Fortino, che si appoggia su Isgro, e Matteus qui anticipa Cutruppi ma rischia di mettere il pallone nella sua porta. Sarmiento ha già rimesso in moto Antonino Isgro, isolato in 1 contro 1 su Bueno. La giocata di Isgro che è letteralmente passato in mezzo a due giocatori. Bella giocata di Isgro. Vediamo se si tratta di calcio di rigore o di calcio di punizione, anzi no, addirittura simulazione ad Isgro. Ha provato a lucrare, diciamo così, un eventuale sesto fallo da parte della Fortitudo, che è in bonus da un po'. Isgro prova ancora a scappare, calcia, trova attento Gattarelli sul primo palo, che a mani aperte la mette in rimessa laterale. La Roma ne tira fuori comunque una rimessa laterale. Eccolo Fortino, ci ero accomodato in tribuna proprio sotto la nostra postazione. Fortino Avellino, attento Gattarelli, da distanza ravvicinata la puntata di Lucio Avellino, ha visto sbucare all'ultimo il pallone Gattarelli. Biscossi, buona la difesa del pallone, buona anche la sterzata. Biscossi calcia e spacca la traversa ad un passo dall'1-1 la Roma, dopo la splendida giocata individuale di Matteo Biscossi. Isgro isolato contro Capponi in 1 contro 1, il doppio passo e la conclusione. Attento Gattarelli sul primo palo. La Roma ha già rimesso in campo il pallone. Isgro un paio di finte, poi calcia e trova ancora una volta Gattarelli, che non sta facendo assolutamente rimpiangere Molitier. Buono rientro però da parte di Bueno, il pallone rimane buono per Lucio Avellino, che con la punta del piede sinistro brucia Gattarelli, impatta il derby a quota 1. Da una mischia ne è venuto fuori la puntata mancina di Lucio Avellino, che fa 1-1 forse nella maniera più casuale. Buono il lancio per Raubo, che difende, fronteggia, offre a Bueno, parata in 3 tempi praticamente di Sarmiento. Michelangelo Bueno, si rinnova il duello in banda con Lucio Avellino, la lascia lì per Michelangelo, pallone sul secondo palo sul quale si era avventato Raubo. L'anticipo solo per un attimo di João Miguel, con Raubo che può fronteggiare e calcia. La parata da parte di Sarmiento, pallone dentro per Raubo, che sbuca e di testa infila il gol del 2-1 a 50 secondi dalla fine
da una palla da fermo, è arrivata la capocciata di Raubo e la Fortitudo torna avanti nel derby con il gol di Michael Raubo. Con il colpo di testa di Raubo adesso attacca la Roma, Biscossi sul secondo palo e Gattarelli. Biscossi offre ad Avellino che torna da Matteo Biscossi che calcia e pallone sull'esterno della rete. Ancora una volta lo spicchio di pubblico di Fede Giallorossa era letteralmente schizzato in piedi, ma finisce qui con un gol di Raubo a 50 secondi dalla fine. La Fortitudo si aggiudica 2-1 il derby del Palalavinium contro la Roma, un derby molto bello, molto equilibrato